Buonasera, benvenuti a questo appuntamento di Entula, è l'ultimo di Entula Cagliari per quest'anno, quindi è un vero piacere accogliervi qua in questo posto straordinario per storia e per atmosfera. E infatti il mio primo ringraziamento va proprio al convento di San Giuseppe, che abbiamo scelto non solo per il nome, perché per questo libro non poteva esserci uno scenario migliore. Ringrazio anche la Libreria Miele Amare che avete incontrato all'ingresso e chiamo sul palco Fabio Stassi e Elia Careddu che presentano Mastro Geppetto e Nicola Stileno. È una storia da un soldo e la conoscono tutti, ma sulle montagne degli Appennini c'è ancora qualche vecchio che sa come è andata davvero. Buonasera, buonasera, intanto grazie a tutte e a tutti di essere qui, per me è una gioia particolare, forse serve il microfono. Ecco, Geppetto se lo dimentica sempre, è normale. Grazie di essere qui ed è davvero per me è una gioia particolare perché questo non è, lo dico subito, non è un libro come tutti gli altri. E le storie che incontri nella vita sono a volte davvero come un destino e questo è un po' il mio destino. E non avrei mai immaginato di presentarlo qui a Cagliari in un posto così bello e così accogliente. Ma ho pensato che forse questo libro, se ve lo volete leggere, naturalmente mi farà molto piacere anche poi sapere che cosa ne pensate, ma volevamo proprio con Lia raccontarvelo. Volevamo raccontarvi perché quella che a me sembra che possa essere la vera storia di Pinocchio. Come sono andate veramente le cose? Voi vi ricordate Pinocchio come iniziava? C'era una volta un re. No, vi sbagliate. C'era una volta un pezzo di legno. Era un inizio catastrofico, uno scrittore di favole per bambini che inizia una storia e ci dice che non c'è il re. È come dire, e introdurci in un universo senza Dio. Ed eravamo nel 1881, questo fa Collodi. Capovolge completamente la favola. E quello sgomento di quella storia lì è molto contemporaneo, uno sgomento se non c'è il re siamo smarriti in questo mondo. Ma forse però le cose non sono andate proprio come lui ce l'ha raccontate e nella mia storia, nel mio Geppetto, tutto comincia invece con una casa. Una casaccia storta, mezzo diroccata, che prende luce da uno spacco della pietra, una finestrella buona soltanto per il chiaro e di notte per il crepitio cieco delle stelle. Ecco, questo libro riassume un po', come vi dicevo, per me il libro della vita, ma riassume anche un po' tutti i paesaggi, tutte le terre che ho conosciuto, la mia Sicilia, le Dolomiti, le montagne. Io adesso vivo a Viterbo e lavoro a Roma. Ma a Viterbo ho scoperto queste case. Ieri ho dormito a Neonelli e ho scoperto che Neonelli, il Geppetto poteva essere anche di qua. Era il paese di Pinocchio, le case sembravano delle grotte, questi muri, queste pietre. Nella Tuscia le case sono fatte di tufo e tanto che Comencini, vi ricordate quando girò lo sceneggiato, io avevo 10 anni, scoprì che il paese di Pinocchio era a Farnese, che è a pochi chilometri da Viterbo. E quello diventò il set del film. Ora immaginate questa casa, una casa di pietra, appunto le conoscete anche qua in Sardegna, e si affaccia su una forra verdissima e selvaggia che sembra quella dei paladini e delle favole. Quelli sono ambienti, paesaggi molto del viterbese. Pasolini acquistò una casa proprio perché quello che vedeva davanti alla finestra era il paesaggio di Ariosto, quindi
il paesaggio di Astolfo, e Astolfo che ritrovava il senno, e questa è una storia sul senno che si perde. Ed è appunto su questo paesaggio che si affaccia anche questa casa, e presto finirà venduta per pochi spiccioli, come tutti i piccoli borghi che piano piano si spopolano negli anni che verranno. Però il giorno che questa storia comincia, però, è ancora abitata. Dentro non ci sono che uno stipo, una seggiola, un letto, tutti squinternati, e appena gli attrezzi del mestiere sopra un banchetto, uno scalpello, una tenaglia, una raspa, della colla secca di cauciuni, un uscio d'uovo, delle cesoiuzze, un coltellino. Le pareti sono state incise da un arnese a punte sull'ultima per scaldarsi. L'altro inverno il vecchio che ci vive ha dipinto un camino con il fuoco acceso e sopra una pentola che bolle e nuvole di fumo che sembrano un fumo vero. ecco, vorrei anche aggiungere 2 parole su come è fatto questo libro, su come ha pensato di raccontarla questa storia, che ci voleva molta incoscienza, davvero, a metterci le mani. E me ne sono accorto dopo, la struttura è musicale, sono 6 parti, e ogni parte corrisponde a un movimento. Il primo è un canone, perché io stavo riproducendo, come fa a volte un musicista, un canone, un motivo che era già stato suonato e scritto da un altro. Poi ci sono una toccata, una fuga, variazione, preludio, requiem, avevo addirittura pensato di mettere le note di interpretazione per ogni parte, ma qui siamo in apertura, nel primo movimento, e dove c'è la presentazione del tema, quando comincia una musica, e siamo appena entrati in questa grotta, e ora accomodatevi e guardiamo chi ci vive, chi ci vive. Un vecchio ci vive, è un falegname dalla barba dura, le spalle curve, l'aria selvatica. Sulla testa una parrucca colore della polenta di grano turco. Su di lui in paese corrono molte dicerie. Si racconta che il più ricco dei suoi nonni chiedeva l'elemosina. E di certo non si sa, vizzoso, collerico, più infiammabile di un fiammifero. Nessuno l'ha mai visto con una donna. Da qualche tempo incespica pure la lingua. A volte si attorciglia su se stessa e non gli riesce di sillabare il più facile dei verbi. E non sono poche le sere in cui l'hanno trovato in un vicolo che non sapeva dove fosse, o di notte a litigare con le ombre delle querce o della luna in un dialetto sconosciuto. Lo chiamano Mastro per scherno e Geppetto per bestemmiargli anche il nome. Giuseppe, Giuseppetto, Geppetto, un santo in burla, la cantilena che accompagna tutti gli uomini che vivono da soli. La verità è che la sua Nazareth è un borgo cattivo sul dorso dell'Appennino, che ha per gioco preferito quello di lapidare gli scemi, i senza famiglia e i morti di fame. Ora devo raccontarvi una storia, come quando ho incontrato questa storia, e così appunto come si incontra il destino, ed è successo nel parcheggio di un multisala vicino Viterbo, in un giorno invernale molto freddo, molto umido. Io ero appena uscito da un film, avevo appena visto Pinocchio di Garrone, e mi chiedevo se quella era la storia che conoscevamo, se le cose fossero andate esattamente così, perché c'era qualcosa che non mi tornava. E Benigni in quel film interpreta Geppetto, e aveva per me una strana aria di famiglia. E i libri nascono in uno strano modo, non li puoi, non lo sai prima, e non sapevo neanche che poi sarebbe diventato un libro, ma improvvisamente in quel parcheggio
mi è venuto da pensare a questo Geppetto che è un tipo, appunto abbiamo detto, forse gli manca il senno, forse ha perso il senno, lo prendono in giro, ha questa parrucca, gli dicono polendina, è un po' svampito, è collerico, bizzoso, è capriccioso, si smarrisce. Ho iniziato a immaginare che magari abita l'ultima casa del paese, che magari era uno che se usciva in un vicolo si perdeva, lo riaccompagnavano a casa. È uno sbandato in qualche modo. E pensarlo così, insomma, siamo sicuri che è stato un pezzo di legno come quello, un pezzo di legno da catasta a parlare a lui e non lui invece a parlare al pezzo di legno. Forse è Geppetto che parla con lui. È così che sono andate le cose. L'idea era piovuta nel cervello a Mastrantonio tra un bicchiere e l'altro un sabato sera, mentre era a bere alla taverna con il farmacista, il curato, il droghiere, l'ufficiale della posta. Ho una corteggiatura da catasta, ma non è buona neppure per il fuoco. La regalerò a Geppetto. Non va forse dicendo a tutti che solo la legna gli manca? Ma prima gli dirò che è magica, che ride se le fa il solletico e anche che ha una vocina che non sta mai zitta. Vediamo se davvero ci fabbrica la marionetta di cui ciancia tanto e si mette a girare il mondo matto com'è. Non credo ci buscherà soltanto un tozzo di pane o un quarto di vino. Sono queste le parole che il più ricco falegname del paese aveva rivolte ai suoi amici una sera d'inverno nel fumo dell'osteria. Agli altri era apparsa subito. Una gran trovata! E per brindare ai barili di sganasciate che quella bricconata prometteva, avevano chiamato anche i tavernieri e chi per un motivo o per un altro era seduto ai tavoli vicini. Non avevano terminato la prima bottiglia che l'intero villaggio sapeva già dello scherzo che si andava apparecchiando. Per l'eccitazione Mastrantonio e i suoi compari si fregavano le mani. Un'ora dopo avevano il naso più rosso della ciliegia. Mastrantonio è già in collodi, il vero nome è Mastro Ciliegio. Ora, quanti ne abbiamo incontrati di Mastrantonio nella vita? Io ho iniziato a pensare, forse il mondo è diviso in due. Da un lato c'è il marciapiede dove camminano i Mastrantonio e da un altro c'è il marciapiede dove camminano i Geppetti. E mi è venuta in mente una scena di un altro personaggio che ho amato molto, di cui ha anche scritto, ed era Charlot. La scena finale di Luci della città, si vede lui così povero, che da un lato c'è il marciapiede con tutti i negozi borghesi, le vetrine, allestiti, e dall'altro c'è questo poveraccio che non ha neanche la camicia, ha solo la giacca, il petto nudo, e dall'altro lato c'è una fioraia poi che ha riacquistato la vista grazie alla generosità di questi Geppetti, appunto. Ora mi è venuta una voglia di raccontare questa storia da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della realtà, non della favola. È una favola, forse è una controfavola, forse è una favola per adulti, ma raccontata da qua. Se le cose fossero andate davvero così, i pezzi di legno non parlano, i pezzi di legno non fanno le capriole, sono pezzi di legno inanimati, inerti. E se davvero gli avessero fatto uno scherzo, mi sono impaurito. Oh, mamma mia, come la racconto una storia così? Ma è rischioso, è pericoloso, è un salto mortale. Però era troppo forte, era troppo potente questa. Allora mi sono un po', rifatto alla letteratura. La letteratura spesso io la penso sempre, la letteratura racconta sempre di seconda mano, racconta una storia che è sempre già stata raccontata. Tutte le storie. Noi da occidentali abbiamo lo schema dell'Odissea e lo schema della storia di Gesù. Quelli sono i due grandi schemi narrativi. Ma in letteratura c'erano stati dei precedenti,
uno scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno aveva commentato Don Chisciotte all'inizio del Novecento. Kafka aveva scritto 10 righe, 10, un raccontino, la storia di Don Chisciotte secondo Sancho Panza, il sogno di Sancho Panza. Se Don Chisciotte fosse un sogno di Sancho Panza, Manganelli ha scritto un commento a Pinocchio, Borges ha scritto una storia sempre sul Don Chisciotte, insomma tutta la letteratura, tutti i libri che avevo letto, sono finiti qua dentro, ma quasi in maniera involontaria. Mi sono anche chiesto Sciascia, che per me è la stella polare, come l'avrebbe raccontato Pinocchio, uno con lo sguardo di Sciascia, implacabile sulla realtà, che ti dice tu la realtà la devi guardare in faccia, senza infingimenti, senza nascondimenti, senza dolcificanti. E la realtà di Geppetto, guardata in faccia, non è una favola. E piano piano tutto, diciamo, quello quel poco che ho imparato nella vita è iniziato a formare una specie di costellazione. E ho iniziato a vedere chiaramente come dovevo raccontare questa storia. Poi con le marionette avevo una fraternità, una familiarità, perché io sono, vi ho detto, siciliano, la mia famiglia erano dei migranti molto poveri, dei geppetti. Mio nonno era un geppetto molto alto, che amava la musica, che mi raccontava sempre di quando arrivava nei paesi della Sicilia occidentale, di quando arrivava l'opera di Pupi, i pupari, i Mangiafuoco, il teatro delle marionette, gli brillavano gli occhi e lui credeva, anche lui, come i geppetti credono, credeva che le marionette fossero vive, parlassero, cantassero, duellassero, fossero eroiche, nobili. Ecco, io sono cresciuto con quelle storie lì, quindi avevo un po' di familiarità. Ma se gli fanno questo scherzo e gli regalano questo pezzo di legno, lui che fa? Lui lo deve andare a registrare. E dove si va a registrare i figli? All'anagrafe. In questo paese ho immaginato un grande edificio con una grande A gigantesca e questo piccolo vecchietto che sale, si perde nei corridoi e trova un burocrate. Quando è nato? Ieri notte, più o meno. E chi è il babbo? Geppetto si batté il petto e si indicò un palmo come per dire che l'aveva fatto lui con le sue mani, quel figliuolo. Per non tradirsi il segretario si coprì gli occhi, non doveva dimenticare neppure una virgola di quella conversazione, per poi riferirla la sera stessa, parola per parola, all'osteria. E la madre? Geppetto restò in silenzio. Oh, mi scusi, non volevo ferirla, immagino sia stato un parto difficile. Magari scriverò orfano di madre. No, la madre non c'è, mi è nato già grande. Vuol dire che lo ha fatto senza una donna? Sì. Ma meglio così. In questo caso si è risparmiato bel da fare. E che nome ha deciso di dargli? Pinocchio, lo chiamerò Pinocchio. Partiremo domani stesso. E per andare dove, se posso? La risposta fu il cerchio del mondo con un dito. Dopo averlo registrato, Geppetto, quindi l'ha registrato all'anagrafe in questo burocrate, si prepara a partire, fa la sacca, perché a lui la marionetta gli serve per andarsene, per fuggire, per abbandonare questo paese. Però lo vengono a prendere i carabinieri, questo c'è anche in Collodi, ce lo ricordiamo, ma in Collodi portano in prigione Pinocchio. Portano in prigione Geppetto. Ed è Geppetto che passa tutta la notte là dentro e scopre quello che già i burattini sapevano bene, che la giustizia non è fatta per i poveri. Il codice penale impedisce ai poveri di derubare i ricchi e il codice civile consente ai ricchi di derubare ai poveri. Così vanno le cose nel mondo.
La mattina dopo lo buttano fuori dal carcere e lui torna a casa, il suo è il paese del fango, c'è questo odore di castagne, c'è la neve, fa freddo, e Geppetto torna a casa e trova la marionetta con le gambe bruciate, ma non se le è bruciate lui, gliele hanno bruciate, perché di notte sono entrati a casa sua, gli hanno bruciato, ma lui ci crede, lo vede e si ricorda di quando, perché Collodi partecipò a 2 battaglie del Risorgimento e quindi aveva visto quando amputavano, è tutto vero quello che è scritto nei libri, quando amputavano ai giovani le gambe perché avevano creduto in un ideale e inizia a rifargli le gambe, ma quando gli sta proprio facendo le gambe si accorge che si è dimenticato di fargli una cosa importantissima. Si avvicinò al letto. Pinocchio vi dormiva dentro, beato. Ringraziò il cielo, che spavento si era preso. Li aveva rincollati per bene i piedi. E che babbo snaturato, pensò. Il mio bambino aveva fame e io non gli ho preparato nemmeno la cena. E passandogli una mano sulla guancia si accorse che si era pure dimenticato di fargli le orecchie. Ecco perché quel ragazzo non aveva obbedito a nessuna delle sue raccomandazioni. Provvide con pochi tocchi di scalpello, ma scegliendo con cura le parole da dire, perché sarebbero state le prime che Pinocchio avrebbe ascoltato nella vita. Le parole in questa storia sono importanti. Questa storia comincia così, con delle parole perdute e con un uomo che le cerca. Ma arriva un momento, appunto, nella vita di tutti, in cui bisogna affrontare la realtà. E nella realtà le fate turchine non ci sono, non c'è di magico così che può salvare o cambiare il destino. E nella vita di Geppetto quindi non c'è una fata, c'era solo una donna che ogni tanto, ogni settimana passava davanti alla sua casa così bella che pareva l'annunciata. La sentiva arrivare un paio d'ore dopo l'alba dallo scricchiolio del vieino o dalla neve che si rompeva sotto i suoi piedi e aveva preso l'abitudine di aprire la porta e uscire fuori sull'uscio con un pugno di segatore in mano o una scusa qualunque. Geppetto ne portava tulipani, altri ciclamini e primule. Un fiore di lino le ornava i capelli. Geppetto avrebbe voluto chiederle dove andasse con quei fiori, se di mestiere li vendeva o in quale villaggio e perché nella piazza della Fontana non l'avesse mai incontrata. Ma di fronte a lei si spauriva come un adolescente e non gli riusciva nemmeno di indirizzare un frettoloso buongiorno con il capo. Una mattina le cadde un tulipano, ma Geppetto non ebbe cuore di richiamarla. E così non seppe mai se le fosse caduto solo per caso. Lo lasciò per terra a sciuparsi, finché una folata non si portò via l'ultimo petalo. Si era persuaso che soltanto per lui passasse di lì, anzi, che soltanto a lui fosse dato di vederla. Che gioia sarebbe stata dirle che anche un vecchio falegname come lui poteva diventare babbo. Era l'unica persona che non aveva mai smesso di aspettare. Proprio adesso dici che meraviglia, ho scritto questo libro per sentirlo leggere da mia Carella. Ma davvero, adesso mentre leggevo questa scena ho capito una cosa. Vi dicevo che Charlot, è quella scena lì, che Charlot che i petali li raccoglie, che l'ho capito adesso, proprio in questo momento. Vedete, quando vi dicevo, affiorano tutto quello che ho visto, ho amato, io quella scena, per me è la scena più bella della storia del cinema. Qua c'è anche che soltanto a lui fosse dato di vederla, non so se qualcuno se lo ricorda, una citazione musicale, una canzone di Leonard Cohen tradotta da Fabrizio De André. Adesso
Susanna, una meravigliosa canzone. Ma insomma, tutto quello che succede dopo, avete capito, le avventure di Pinocchio diventano le avventure di Geppetto, e tutto quello che succedeva a Pinocchio inizia a succedere invece a Geppetto. È lui che lo porta a scuola, ma tutto il paese è coinvolto in questo scherzo, e tutte le figure di potere, compreso il maestro, anche il maestro che insegna l'educazione. Dice sì, dammelo. Sono tutti bambini col naso sul vetro, allunato dal fiato, e lui se ne va. Naturalmente tutti ridono di lui, mettono Pinocchio dentro un armadio, lo chiudono a chiave, questa marionetta, e poi gli dicono che nel paese, quando lui va a riprenderlo, nel paese era arrivato il grande teatro dei burattini. In realtà la marionetta l'avevano nascosta dentro un armadio, sotto chiave, e Geppetto è il teatro, è scappato dietro al teatro, ha rincorso i suoi fratelli, no, aiuto, adesso come faccio? E quindi torna a casa, raccoglie le sue cose, che sono pochissime, una sporta con una buccia di patate, niente, e corre dietro, esce dal paese, e fuori dal paese c'è subito un bosco, e io pensavo a questo vecchietto che si perde in questo bosco alla ricerca di una marionetta che crede sia suo figlio. In questo bosco, mentre ci pensavo per scrivere questo libro, e forse è la prima volta che mi succede, ho fatto proprio dei sopralluoghi, come si fa per girare un film. Vicino a Viterbo ci sono queste due faggete meravigliose, se qualcuno di voi ci vuole andare, una sopra Sodiano al Cimino e un'altra sopra San Martino, e sai che nelle faggete il colore delle piante cambia a seconda dell'ora, diventano verdi, azzurri, veramente lì il magico è dentro la natura. Ho camminato tantissimo per scrivere, poi pensavo a lui e che cosa avrebbe fatto, e che lui che magari inciampava, quanto ci metteva questo bosco, e chi incontra. A un certo punto l'ho immaginato che sente un profumo, perché lui sta cercando il grande teatro di burattini, sente un profumo di carne. L'uomo sedeva su un ceppo davanti a un grande fuoco crepitante. Alle ginocchia aveva una marionetta accartocciata su se stessa e una grossa frusta fatta di serpenti, di code di volpe attorcigliate insieme. A Geppetto parve uno stregone, un farfarello, un orco. La barba più nera dell'ardesia gli penzolava fin sotto ai talloni. In una mano stringeva un grosso pezzo di montone per metà fronte e nell'altra una spada di legno. Lo fissava con la bocca larga, intabarrato in un capottone scuro e raggelato dalla sorpresa, come se avesse temuto un'imboscato d'assalto alle spalle di un reggimento di gendarmi o di creditori. L'avete riconosciuto quest'uomo? Un farfarello. Farfarello, stasera, se parliamo di Dante, Farfarello è uno dei diavoli che appaiono nella Divina Commedia. Ma quest'uomo, appunto, minaccioso, che poi il burbero poi si rivela in Collodi molto tenero, si commuove, starnutisce, ma in questa favola è tutta sottosopra, perché le cose non sono andate come le conosciamo. Non è lui che starnutisce, a starnutire è Geppetto. Geppetto si è venduto la giubba di fustagno per comprargli l'abbecedario, e questo vecchio puparo, questo vecchio burattinaio gli dice: ma tu sei sicuro? Ma sei sicuro che uno come te, al figlio di uno come te, studiare possa servire a qualcosa? E Mangiafuoco per me è un uomo disincantato, un uomo che pensa agli affari suoi, deve sbarcare il lunario in qualche modo, deve far venire il pubblico, deve sopravvivere, è indifferente. Vede questo vecchio, capisce che è un vecchio che si ragiona, parla anche male, più di tanto non l'aiuta, mangia, sgranocchia questa coscia di montone e butta queste ossicini che lui invece raccoglie, perché per lui le ossa di sgranocchiate sono una fortuna, un regalo del destino,
se le mette in tasca come se fossero monete d'oro del campo dei miracoli, è un patrimonio. Poi gli accadono altre cose, trova l'osteria del Gambero Rosso, incontra due personaggi loschi figuri che sono il cieco e lo zoppo, che capiscono che lui ha una fortuna, pensano che ha dei soldi, invece lui ha soltanto degli ossicini in tasca, niente. Però si crea un equivoco e a un certo punto gli dicono la mattina vai in quel posto e gli tendono un'imboscata, infilano questi sacchi con dei buchi, lo aspettano, sono gli assassini, e aspettano Geppetto però. E a un certo punto Geppetto si rifiuta di dargli quello che loro credono sia delle monete. Allora loro gli dicono: se non ce lo dai, allora impiccheremo. Al ramo di una grande quercia nodarono una corda, tirarono fuori da un sacco la marionetta che gli avevano affidato Mastro Antonio e i suoi amici, le fissarono le mani dietro le spalle, le infilarono la testa nel nodo scorsoio e la issarono sul primo ramo e la lasciarono scivolare giù. Se non saremo noi, sarà la morte del tuo figliolo ad aprirti la bocca. Geppetto si lanciò istintivamente in avanti per soccorrerla, ma gli assassini gli bloccarono entrambe le braccia e lo obbligarono a guardare. La spinta e la tramontana la fecero dondolare spaventosamente per aria, come se fosse stato un vero impiccato che lottava contro la morte, e scuoteva in ogni direzione le gambe recalcitranti e snodate. Ecco cosa succede a una famiglia di pidocchi come la vostra, dissero gli assassini, e gli strinsero le spalle con più violenza di prima. Geppetto provò a dibattersi ancora, ma gli parve che avessero gettato pure lui da un ramo di quella quercia. Cadde sulle ginocchia e restò lì, assiderato, nel fango, finché il vento non calò e la marionetta smise di muoversi. Gli occhi gli si velarono, aprì la bocca in una resa muta e tutti gli ossicini che tratteneva fra i denti si sparsero per terra, nell'erba. Quel vecchio idiota li aveva giocati un'altra volta. Gli assassini ripresero allora a picchiarlo, senza più rimedio, ma Geppetto aveva già smesso di difendersi. Un'ultima rabbiosa randellata lo fece stramazzare a suono. Questa scena, la scena dell'impiccagione, c'era il Collodi, finiva qui Pinocchio, nella prima stesura, 27 ottobre del 1881, e finiva come un'impiccagione nel campo dei miracoli, che equivale a una crocifissione in un monte, che potremmo chiamare il Golgota, e infatti c'è anche l'invocazione al Padre. Ma rovesciata così questa scena, dal punto di vista del padre, è ugualmente drammatica e forse anche in qualche modo spiazzante, perché è un padre a cui impiccano il figlio davanti agli occhi. E mentre la scrivevo, vi assicuro che non è stato neanche facile scrivere questa scena, perché me lo vedevo e lo vedevo e lo immaginavo che lui, appena si riprende dopo questa randellata, è caduto nel fango, si alza e ha questa marionetta e tenta di tirarla giù, impiega dei tempi. Non è facile per un vecchio, ma riesce finalmente a strapparla e cadono entrambi nel fango, per terra, con questo burattino tra le braccia. Mi era venuto in mente, vi ricordate quelle pietà che si incontrano anche nelle chiese, per esempio nelle chiese dell'Alto Lazio, della Maremma, della Toscana, queste pietà medievali che sono piene veramente di compassione, ma c'è sempre una donna con un figlio. In questo caso è un padre, però
anche qui Geppetto mi era parso veramente un personaggio contemporaneo, supera la questione di genere, non è più un padre, non è nemmeno una madre, è un genitore. Il suo è davvero il dolore di un genitore ed è il suo è il dolore di un genitore e non ha sesso il dolore di un genitore. Seduto lì per terra, imbrattato di fango, con quel simulacro di figlio tra le mani, pareva una di quelle pietà medievali che si incontrano negli oratori delle chiese di montagna, ma era come se l'anonimo autore della scultura si fosse confuso e a deporre il corpo martoriato di Gesù dalla croce avesse raffigurato per errore suo padre, ormai vecchissimo, e non più Maria, la madre legittima, come si è sempre raccontato. Del resto, il suo era un paese senza Madonna e senza risurrezione. Se forse davvero questa storia raccontata in questo modo sembra un Vangelo apocrifo, in qualche modo, e con questo figlio tra le braccia, Geppetto, il vestito a brandelli, sembra davvero che porta il cadavere di qualcuno. C'è una casa in questo cimitero e lui bussa, biascica una richiesta d'aiuto perché questo è il momento esatto in cui, di fronte a un dolore così insostenibile, insopportabile, ha completamente smarrito il linguaggio e ha completamente smarrito la memoria. Sa solo che ha un figlio, e quindi bussa, ma gli apre una bambina dal balconcino. In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti, sono morta anch'io. Se questo è l'inferno, pensa Geppetto, se questo è l'inferno, l'oltretomba, nemmeno qui mi vogliono, sono troppo povero anche per la morte, anche per l'inferno. Chiuse Questo gli è il suo occhi, ultimo pensiero. stirò le gambe e dato un grande scrollone. Rimase lì, come intirizzito. Queste sono le parole di Collodi e lo ritrova qualche ora dopo, il custode del cimitero lo raccoglie. È un vecchio, capisce ormai che ha perso completamente la ragione, lo porta giù a valle dove c'è un ospitale della consolazione con delle donnine, delle suore che si prendono. Di solito faceva il viaggio inverso, di solito andava in questo ospitale a prendere i morti e a portarli al cimitero. Questa volta porta un moribondo e tutti pensano che da lì a poche ore sarebbe morto, ma invece Geppetto però è tenacemente attaccato e furiosamente attaccato alla vita, perché ha un figlio, perché deve ritrovare suo figlio e allora non muore. C'è un periodo di convalescenza e appena riacquista le forze, di notte, anzi è quasi l'alba, scappa. Già si sente la voce dei primi uccelli dell'alba, i fischi acuti dei tordi e dei petirossi, degli scriccioli o dei fringuelli, quelli più corposi e sinistri delle poiane, il canto d'amore di Nelli. Ha imparato a riconoscerli da giovane, quando non riusciva a dormire e saliva in montagna per lunghe camminate. È strano. Ricorda malapena il suo nome, ma non ha dimenticato il chiacchiericcio mattutino degli uccelli. E sa che gli ultimi a svegliarsi sono i cardellini e i passeri. Il chiacchiericcio mattutino degli uccelli, io sono un pendolare, vi assicuro che lo sento, l'ho sentito per tanti anni, perché se ti svegli alle 5:30, gli uccelli ti danno proprio la sensazione che sta cambiando la stagione, mi hanno sempre incuriosito perché poi ogni uccellino ha una voce diversa per ogni stagione. Come dicevo, per scrivere tutto quello che avevo anche ascoltato mi è servito. Sono andato a interrogare pure gli esperti. Ma da qui in poi, insomma, lui sfugge e comincia un altro viaggio, lui incontra un serpente come in Pinocchio. Pinocchio è un grande romanzo picaresco, soltanto in questo caso il romanzo di Pinocchio diventa il romanzo picaresco di Geppetto. Incontra un serpente, segue la scia di una farfalla sciancata come lui,
perché cammina male, sente il respiro dei fiumi, resta intrappolato in una trappola per le faine, vive la vita di un cane, tutto quello che un po' ci ricordiamo. Poi cambia il paesaggio, perché cambia il paesaggio anche da noi, e improvvisamente la montagna diventa brulla e incontra le miniere. Per scrivere questa parte delle miniere mi è servito anche un po' i ricordi di mio padre, che mi raccontava delle miniere di zolfo di Caltanissetta, di quando era giovane, che si facevano luce con queste lampadine di zolfo, accendevano, e un po' anche quello che ha scritto uno scrittore sardo che ho amato molto, che è Sergio Azzeni, che ha scritto Il figlio di Bakunin, parlando dei minatori, che anche questa è stata una terra di miniere, e quella poca solidarietà che incontra Geppetto la incontra o nelle donne, in alcune donne che provano per lui un modo di pietà, o in operai, minatori, appunto. Lui trova questa miniera, entra a una grotta, gli sembra la sua casa, si distende e inizia a parlare con le ombre. Sei qui, Pinocchio? È qui che ti nascondi? È così buio. Mi sembra di vederti. Lo so che ci sei. Non devi aver paura, sono tuo papà. Ma perché non dici niente? Una parola basterebbe. Sei diventata una formica. Un tasso. Un gufo. Quale sei tra queste ombre? Sei questo rumore vicino ai miei piedi? Questo frullo d'ali nel silenzio? Ci sa di te qua dentro. La mattina Geppetto riparte e vedete, è sempre, c'è quasi il fiatone. Mentre scriviamo mi veniva veramente il fiatone nello scrivere. Marino Sinibaldi a Torino ha detto: è come un teatro a cui continuano a togliere i fondali dietro, è lui questo vecchio che cammina incessantemente, ma sta sempre sullo stesso posto, perché non può trovare un figlio, perché non ha un figlio. E a un certo punto gli capitano varie avventure, lo arrestano anche per vagabondaggio, perché è un vagabondo. Perché l'ultimo codice di pubblica sicurezza del regno dice che punisce I pitocchi, i birbi, i pezzenti, zingari, mendichi, pianati, malsani, forestieri e simili. Lo conducono in una caserma, lo visitano i medici, dicono è uno zingaro, è un folle, è uno che sragiona. E lui a un certo punto però gli fa un disegno e dicono: guarda, non c'è un paese degli Appennini in cui si è perso un falegname che credeva che un pezzo di legno fosse un bambino, e allora lì non succedeva nulla, e questi dicono a un bambino: aspettate, ma una marionetta si dice che l'hanno imbarcata, che l'ha presa a un circo equestre. L'hanno imbarcata insieme ai cavalli e ad altri attrezzi da circo su un piroscafo per le Americhe. Se l'è portata via quel colonnello d'oltreoceano che era venuto a sfidare i suoi butteri. E gli si sono appassiti anche i baffi. Questa storia è vera, questo colonnello è Buffalo Bill, venne in Italia col suo circo e lui sfidò al rodeo i butteri della Maremma e perse amaramente, quindi se ne andò, si dice, con i baffi appassiti. Quindi forse però lui non capisce neanche se forse l'hanno imbarcato per l'America. E allora lui capisce solo che deve arrivare alla costa, forse è lì che troverà la sua marionetta. Allora scopre la ferrovia, scopre il treno, ma magari il treno l'ha inventato un altro padre separato dal figlio, ha inventato la ferrovia per riunirsi a un figlio, si nasconde tra i tronchi, è legno tra i legni, inizia a emanare quasi odore di ciglio, di tirmolo, di noce, e arriva a una spiaggia. Non aveva mai visto il mare, perché lui abitava in questo paese di montagna, e notte in questo mare portavano, questo è un ricordo anche che mi raccontava il mio nonno, il mare di Castellammare del Golfo,
non ci andavano a fare i bagni, ci portavano a morire gli animali, ci portavano a morire i cavalli, le bestie, quindi questa spiaggia era tutta piena di ossa disossate di cavalli, e lui inizia a vedere queste ossa e vede anche i pezzi di legno e pensa che quella spiaggia è il cimitero delle marionette, e inizia a pensare: forse Pinocchio è morto, forse mio figlio è qui, e cerca, prende, si muove come un ragno, tocca, fuori di testa naturalmente. Ma a questo punto c'è una lucina, c'è un villaggio, c'è una fiera, sente, c'è un pescatore verde, arriva in questo, vede che anche lì c'è un teatro delle marionette, chiede, ma nessuno lo capisce. A un certo punto, disperato, si siede anche lui da una parte, proprio al volto disperato, e passa un giostraio, un ambulante, gli dice: ma senti, se hai da dormire, lui fa solo no con il capo e dice: ma vieni, io ho posto nel mio carro, gli dà una mano, si chiama Romeo, che poi è il vero nome di Lucignolo. Vanno a letto e lui scopre che quest'uomo ha una coda, e che così era un uomo, era un freak, e campava in qualche modo, sbarcava il lunario in questo modo. E allora lui capisce che questo vecchio sta cercando qualcuno, un bambino, cioè ti aiuto, andiamo insieme. Allora ripartono, e quindi ripartono. Ma a questo punto non è più solo, è lui, l'uomo con la coda, è un asino smagritissimo, e arrivano finalmente alla costa. Alla costa c'è un circo, ma un circo da 2 soldi, come questa è una storia da 2 soldi, e appena li vedono tutti si mettono a ridere, uno con la coda, un vecchio che non riesce a parlare, che balbetta, un asino che 4 ossa. Allora il direttore della compagnia non ha niente da perdere, perché è un circo con degli acrobati da strapazzo, c'è giusto una ballerina, una indiana, li assume come pagliacci, e subito mettono il loro nome nei manifesti. Non plus ultra, per la prima volta il celebre clown Geppetto si esibirà in una scena comica insieme all'uomo con la coda e al suo mulo. Il tendone sarà illuminato a giorno e prezzo d'ingresso primi posti centesimi 40, secondi posti centesimi 20, replica a richiesta. Li truccano da pagliacci, si truccano, anche qua ho parlato con dei pagliacci, che cos'è il clown bianco, che cos'è l'Augusto, tutto quel mondo felliniano meraviglioso, e Geppetto è sia l'Augusto che il clown bianco, e tutte le due cose insieme. Quell'area lì, vi ricordate la strada, Gelsomina, quel mondo lì, quella musica strappacuore, la tromba. Ma Geppetto ha un potere, sai, riesce a far ridere tutti. Solo la gente lo vede e ride, ridono i bambini, ridono i vecchi, ridono gli adulti. C'è solo uno stratagemma: devono portare un baule in scena nella pista di sabbia, e lui si accanirà su quel baule e inizierà a tirare fuori disperatamente tutto quello che quel baule contiene, nella speranza di trovare suo figlio. E improvvisamente questo circo da 2 soldi inizia, la gente, grazie al meraviglioso clown Geppetto, il più grande clown di tutti i tempi, inizia a venire il pubblico come voi stasera, e pagano il biglietto. Il direttore dei fratelli Santoni non sta più nella pelle, non gli era mai successa una cosa del genere, e inizia a muoversi, e quindi a fare dei tournée, e quindi va di paese in paese, tutta la costa, e poi la costa non basta più, e inizia ad andare sui paesi di montagna, e poi montagna, Appennini, finché un giorno non arriva in un paese dove c'è aria di castagne bollite la sera, un paese di fango, un paese che Geppetto, se avesse memoria, conosce molto bene. E quel paese, Mastrantonio e tutti quelli che avevano organizzato lo scherzo, che era un anno, e si chiedevano: sarà morto nel bosco, non avevano più saputo nulla, erano spariti quei 2. Dice: ma puoi vedere che è davvero lui?
il clown Geppetto, e una donna dice sì, io l'ho visto, è lui, è lui. Allora tutto il paese la sera va ad assistere allo spettacolo per capire che fine ha fatto questo folle falegname del villaggio. Ma Mastro Antonio dice, allora la chiudiamo così, adesso la chiudiamo scherzo contro scherzo, un altro scherzo aggiunge. A questo punto è uno scherzo davvero atroce. Fu una vocina del pubblico a spezzare quella tensione con una sola parola. Babbo! Disse. Geppetto si girò dalla sua parte. Babbo! Ripeté la voce. Il mulo dondolò la coda e fece due passi, lanciando un secco e perentorio raglio tutto intorno. Sono qui, disse ancora la vocina. Non mi vedete? Qui, dritto, davanti a voi. Dal centro della pista Geppetto mosse due passi, ma si scontrò con la barriera che segnava il confine con gli spettatori franando nella sabbia. Questa volta a ridere furono in molti, compresa la voce che aveva parlato. Babbo, bambino caro. Geppetto si alzò esitante e si tolse la polvere di dosso. Il cuore era come rallentato nel petto. Da questa parte, bambino mio, da questa parte, bambino. Si sentì uno sfregamento. Poi brillò lo squillo di un fiammifero. Un indice e un pollice minuscoli tremolarono nel buio. Geppetto si avvicinò di un altro metro. Non riusciva a capire se quelle dita fossero di legno. La capocchia del cerino iniziò a roteare in cerchi sempre più larghi, come una lucciola sperduta. Suscitate da quel chiarore iniziarono a definirsi lentamente due gambette esili, la calzamaglia di lana sotto i pantaloni corti, una mantellina di fustagno legata al collo e infine la faccia sporca e bluastra di un marmocchio con una frangia di capelli spinosi sulla fronte. Per un tempo senza misura, tra le gradinate stipate fino alla cima, restò appena la luce di un fiammifero e dentro a fronteggiarsi soltanto i loro sguardi e una domanda sospesa a mezz'aria sotto le stelle verniciate di rosso del tendone di un circo. Sei tu? Sei davvero tu? Finché un'altra voce non spezzò l'incantesimo. Babbo! 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 Non riconosci il tuo figliolo, Geppetto? Accorse un inserviente con una candela a olio e tutti poterono vedere Mastrantonio in piedi in mezzo alle prime sedie. Per l'occasione aveva scelto la giacca delle grandi cerimonie e il cappello di feltro e il fiocco della cravatta gli stringeva un po' la gola. Guarda quanto è cresciuto il tuo Pinocchio, è diventato un bambino adesso. Anche Romeo scavalcò la pista e la gente si spostò per lasciarlo passare. Geppetto avanzò di altri 2 metri, tese le mani per abbracciare finalmente il suo figliolo, ma il piccolo scantonò da una parte e, secondo le istruzioni che aveva ricevuto, sollevò un lembo del tendone e fuggì via nel nero della notte. Per quella commedia gli avevano dato la moneta d'argento promessa al cieco e allo zoppo, più di tutto quello che aveva mai ottenuto rubando le elemosine in chiesa la domenica. La trasformazione della marionetta in bambino, quella che
un Collodi che ci hanno raccontato, poi alla fine è un finale molto pedagogico. Così invece diventa feroce. Avete capito, è uno scherzo, hanno dato a un bambino poveraccio, una moneta d'argento per far finta di essere la marionetta che è diventata di carne e ossa, e Geppetto ci ha creduto. A questo punto gliene succedono davvero di tutti i colori. A questo punto lui scappa e dietro questo bambino, e tutto il pubblico esce dietro di loro e qualcuno urta la candela stearica che era servita per far luce, cade per terra, scoppia un incendio, prende fuoco il tendone come una mongolfiera, toccano i tiranti, si affloscia tutto, cade tutto, e Geppetto se ne va. Lo ritroveranno la mattina dopo riverso sul fiume, di nuovo sull'orlo, diciamo, tra la vita e la morte, ormai è l'involucro di se stesso. Lo prende Romeo, lo riporta, c'è il direttore del circo che accende, prega tutti gli dei degli acrobati perché lo facciano sopravvivere, perché il circo senza questo clown è perduto, tornerà a essere un circo da 2 soldi, però si capisce che non c'è quasi niente da fare. Allora Romeo, che gli vuole bene, l'uomo con la coda, lo carica di notte, lo mette sopra questo asino, che non era più un asino smagrito, perché avevano, insomma, con tutto il successo gli avevano dato da mangiare, e di notte se ne vanno, e lo porta alla Real Casa dei Matti. La Real Casa dei Matti è un casamento di 5 piani, un enorme, somiglia a un enorme pescecane che inghiotte le persone, e lo consegna lì a un medico, un alienista che cura i vecchi che perdono la ragione. E lo visita e capisce che c'è un danno manifesto alle principali funzioni cognitive e di orientamento. In altre parole, il soggetto non sa proprio più chi sia né dove si trovi, e la diagnosi ordinaria: non suscettibile di guarigione. Era quello che si diceva una volta, non suscettibile di guarigione, non può tornare indietro. E allora, qui nel ventre di questo pescecane, improvvisamente però una sera accade qualcosa che potremmo anche usare con una parola impropria di magico. Una sera sente questo alienista che c'è del rumore nello stanzone dove dormono tutti, e sente il rumore, arriva e sente che c'è un uomo che parla, e tutti seduti intorno a quest'uomo in mezzo, e quest'uomo è questo vecchio che improvvisamente, miracolosamente, per 1 ora, forse 2, ha ritrovato per il tempo, per lo spazio brevissimo di un racconto, ha ritrovato la parola, è guarito dall'afasia. E racconta l'avventura di un burattino che piange, ride, come loro, e soffre il solletico e sa muovere qualche passo di danza. Ma il primo giorno di scuola se ne scappa per correre dietro un teatro di altri burattini come lui. E allora anche chi sta più lontano dal vecchio si avvicina e gli tocca le spalle, vuole sapere che fine ha fatto quell'egno testardo. E il vecchio accontenta tutti. E a tutti risponde, occhi negli occhi, gli stringe le mani. Suo padre lo ritroverà, promette, a costo di farsi mettere in carcere. E gli altri si fanno zitti mentre quest'uomo litiga con i grilli e si perde nei boschi. Senza una giacca sulle spalle, un orco con la barba più nera dell'ardese gli lancia 2 ossi scolpati. Dalla nebbia sono appena usciti 2 assassini e lui è fuggito attraverso un cimitero di lapidi senza nome, ha bussato a una casa di morti, ma nessuno gli ha aperto. Così gli assassini lo hanno raggiunto e un vento freddo si è alzato da nord. Adesso lo stanno trascinando sotto una quercia grande, perché veda da sé che è la sua marionetta che tirano fuori da un sacco e legano con un nodo scorsoio al collo e appendono a un ramo la tramontana presa a fischiare anche sotto le porte dell'ospedale per cogliere le finestre e scompigliare i capelli dei malati. Sarà che il vecchio parla come se avesse vissuto ogni cosa, per filo e per segno, e non ci fosse nulla di inventato in questa storia.
L'alienista dimentica di indossare un camice. Un collega gli ha detto che per alcuni è così che accade. E l'ultimo fiato che gli resta sembra un miracolo. Ma è in congedo. Pure le facce dei cronici si sono come cicatrizzate. Si potrebbe quasi indovinare il viso che avevano prima, se si tratta di un caso di guarigione o di lucidità terminale. Vale per tutti. Solo una giovane invasata si alza in piedi e comincia a dondolare come il burattino sull'albero, e dondolando allarga con le mani la maglia che ha indosso e scopre le macchie che le coprono la pelle. È la conta delle ossa. Il vecchio si gira dalla sua parte, forse quella marionetta non è morta, le ripete 1, 2, 3 volte, perché lo sentono tutti, anche i pelagosi e gli epimetici in fondo. Forse l'ha tenuta con sé una bambina e l'ha comprata un circo. Di sicuro non è morto il falegname che l'ha fatta nascere. Una donna con uno scialle sulle spalle e dei fiori di lino tra i capelli lo ha curato. Ma una notte questo padre ha aperto la finestra ed è fuggito via come un pettirosso. Lo dice a voce bassa, in segreto. Ma la giovane ha capito e si è seduta per terra. E lo hanno capito anche gli altri. Così il falegname si è messo in viaggio, si vedono le farfalle e il corso dei fiumi. E tutti si sono accostati ancora di più per sapere i serpenti che vivono lungo la strada e di quando ha fatto la vita di un cane e di come era bello il tendone del circo che lo ha assunto. Un tendone con la volta azzurra e le stelle rosse, così bello che a tutti è venuto ad alzare gli occhi al soffitto e restarsene così, a bocca spalancata. Ma qui il vecchio si interrompe. E qui ci interrompiamo anche noi. Questo è il congedo di Geppetto. E in questa favola sottosopra non è Pinocchio, non è la marionetta che diventa un bambino, ma è il falegname che lo ha fabbricato, che diventa un pezzo di legno e diventa piano piano appunto inerte e rigido come un pezzo di legno. Ma vi avevo detto che questa idea mi era venuta in questo parcheggio di questo cinema in quella sera di gennaio, e stava per scoppiare la pandemia e tanti anziani avrebbero avuto una sorta di solitudine, anche di abbandono come c'era avuta Geppetto, e per questo mi premeva questa storia. E io da quando ero bambino mi chiedevo sempre che fine avesse fatto la giacca di fustagno di Geppetto, quella che lui aveva venduto per comprare l'abbecedario. E finalmente, improvvisamente, ho capito che Benigni in quel film somigliava a un mio zio, lo zio con il quale io ero cresciuto, con cui avevo vissuto i primi 7 anni della mia vita, tutta la mia vita nella stessa stanza, proprio, diciamo, uno dei più premurosi falegnami e geppetti della mia vita, che si era ammalato di Alzheimer poco prima, cioè un paio di anni prima della pandemia, e piano piano aveva perso il linguaggio e aveva perso i ricordi. E allora ho sentito che questa storia finiva qua, ma non finiva qua, c'era ancora qualcosa da aggiungere, e allora ho scritto anch'io un mio congedo da questa figura che ho amato, da questo personaggio, una lettera, e con questa lettera io e Lia vi salutiamo, ma Lia mi ha chiesto di leggerla io, che mi ha detto: questa ti appartiene ed è giusto forse che la leggi tu, e ci provo. Vi leggo il finale di questa lettera, di questo congedo. Mio zio sapeva far ridere anche i cuscini del divano, le poltrone bergère che occupavano il salotto, i quadri sul muro e le piante davanti alla finestra. Faceva ridere i vecchi e i bambini, e le donne e gli uomini.
Andavi in giro con lui, avevi l'impressione che mettesse di buon umore anche i platani, dei viali e le automobili. Ripeteva sempre che senza gioia non siamo niente. Vorrei illudermi che nemmeno questo lungo intervallo forzato e senza contatti sia riuscito a farlo diventare serio. Non c'era riuscita nemmeno la malattia. Ma non ne sono più così sicuro. Nelle ultime videochiamate è visibilmente frastornato. Cerca chi parla dietro al telefono, a labbra secche, svuotate, come se mai le avesse abitate una parola o un ricordo. Non c'è più una banda elettromagnetica in grado di raggiungerlo. Il segnale si è interrotto. Assente come il suo sguardo. Fantasia riempie il suo tempo. Gli è cresciuta una barba ruvida sulle guance e si muove a fatica, strascicando i piedi. Tra qualche giorno non sarà più in grado di farlo e non occorrerà legarlo a letto di notte o somministrargli un sedativo. Il suo fiato sa già di cirmolo, di tiglio, di noce. Per adesso però ha ancora la forza di trascinarsi insieme a tutti gli altri ricoverati davanti alle stanze degli infermieri e a quelle dei dottori. Attraversano il salone dove si mangia come tanti clown bianchi e macilenti. Sfiorano le tovaglie di tela cerata sui tavoli. Poi si spingono fino alle porte tagliafuoco che danno sulle scale. Lì mio zio si ferma, posa una mano sulle fasce di plastica lungo le pareti come se le avesse montate lui e ora fosse tornato a controllare il lavoro. Soddisfatto si allontana verso la finestra alta al termine del secondo reparto. Il piazzale è senza macchine, come lo slargo condominiale sotto la mia casa o la strada bianca di polvere che corre a valle di fronte alla tua, Geppetto. Nessuno che arrivi da fuori o salga le scale. L'aria è mossa solo dal vento. Ma ieri pensavo alle allegrie che avrai avuto anche tu nella tua lunga vita avventurata e misera, se avevi ancora la voglia di metterti in viaggio con una marionetta. Allora ho tirato giù dall'armadio la borsa di cuoio nero slabbrato dove mia madre conservava le fotografie di famiglia. Alcune hanno perso gli angoli e si sfarinano come ali di farfalla, orlate di bianco e scolorite dagli anni. Le ho sparse sul letto. Poi dal fondo, tra una babele di negativi e di calendari tascabili, è apparsa la foto di un circo. Nel mezzo, davanti alle strisce del tendone, ci sono io che accarezzo un cucciolo di ghepardo. Avrò sì e no 4 anni. Indosso un cappottino a scacchi. Ho il cappello, le scarpe con i lacci e sono in braccio a mio zio. Ora che ci penso, nemmeno lui, come te, Geppetto, ha avuto un figlio. Tra poche ore mi alzerò da questa sedia, spegnerò il computer, aprirò la porta. La primavera ha invaso il terrazzo. I rampicanti si sono abitati intorno al comignolo e tutte le piante sembrano più rigogliose. Ho portato fuori anche la pomelia che tenevo in salotto. Quest'anno ha 5 foglie nuove. A partire dal prossimo mese inizierà a germogliare. Sono arrivate pure le rondini e si sono posate sui fili della luce. La tua è una storia da un soldo, avevi ragione. La verità era sotto gli occhi di tutti, ma nessuno la vedeva. Sei tu, Geppetto, l'unico orfano di questa favola capovolta. E se sulle montagne degli Appennini ci fosse ancora qualche vecchio che sa com'è finita per davvero, vorrei chiamare un ultimo bicchiere e fargli raccontare quest'altro finale. Per te e per mio zio. Immaginare quel bambino a cui avevano dato una moneta d'argento per fingersi Pinocchio, che torna indietro, perché non ha nessuno al mondo, neppure lui, e si mette a cercarli in tutte le case del villaggio e per il bosco, e giù a valle, finché non gli viene in mente quell'ospedale in cima a un picco che tutti chiamano il pesce cane. Apprendere che la sera stessa siete fuggiti sul dorso di un animale, voi come 2 burattini legnosi e muti e lui come un padre.
il giorno dopo qualcuno vi ha riconosciuto sul ponte di coperta di un piroscafo in partenza per l'America. Questo mi piacerebbe sentire dalla voce arrocchita dei vecchi, in una di quelle notti d'inverno che nelle taverne congelano anche il tempo e le favole. Ma le parole, questa mattina, sono solo dei segni di neve sulla neve che si scioglie. Chiudo il tuo libro, metto via le foto. La radio dice che domani, finalmente, si potrà uscire. Quasi un peccato tornare alla prosa, che è quello che tocca fare a me per darvi alcune informazioni su come proseguire la serata, ma è davvero spezzare un incantesimo. Intanto la prima cosa è che Fabio con molto piacere firmerà le dediche ai libri proprio sotto quel Pinocchio che c'era, è scappato. Ancora? Ok. Quindi vicino proprio al tavolino di Geppetto. E poi per chi ha la possibilità e il piacere di trattenersi, il convento propone un menù cena ispirato proprio al libro e dopo cena Fabio ci farà un altro regalo, cioè ci replicherà una cosa meravigliosa che ha fatto a Torino. Io un mese fa l'ho visto al Salone del Libro, ha fatto un monologo dal titolo Curarsi con Dante e io appena finito gli ho detto questo lo replichi a Cagliari, sì o sì. Quindi questo è appunto un regalo per chi avrà voglia di trattenersi ancora con noi. Grazie a tutti.